È il momento del centrale di oggi, centrale dedicato a Carlo Mantellini. Prevede al via buoni 4 anni, sono in 8, 1 Zegua d'Amore, Flavio Martinelli, 2 Zenit del Duomo, Andrea Farolfi, 3 Zosima Mag, Vincenzo Luonco, 4 Zefiro Gual, Antonio Greppi, 5 Zingaro Gad, Roberto Andreghetti, 6 Zarras Italia, Lorenzo Baldi. In seconda fila 7 Zoff degli Ulivi, Giuseppe Tutino, 8 Zaro P, Alessandro Gocciadoro. Tutta rete la prima fila, leggermente discosto ora Zarrazza Italia, ma c'è l'errore di Zingaro Gad. Veloce Zefiro Gual, contenuto da Zosima Mag, poi lungo la corda Zegua d'Amore. Zosima Mag scende alla corda, attaccata da Zefiro Gual, poi Zegua d'Amore a precedere Zaro P in terza posizione, insiste Antonio Greppi e passa dopo i primi 200 metri in 14,3. Quindi ora al comando il Sauro Zefiro Gual con in seconda posizione Zosima Mag davanti a Zegua d'Amore, poi Zaro P in quarta posizione, mentre è rimasto di fuori Zenit del Duomo. 400 in decelerazione in 29,5. Siamo sulla seconda curva, sempre in vantaggio il figlio di Alger Sol, con in seconda posizione Zosima Mag, avanza all'esterno Zenit del Duomo, mentre Zaro P ancora quarto alla corda, 600 in 45,6. 16,1 la curva, siamo al passaggio davanti alle tribune, mantiene discreto ritmo Antonio Greppi con Zefiro Gual, poi Zarras Italia ha preso la schiena intanto all'esterno di Zenit del Duomo, ancora un 14,3 qui davanti alle tribune, ritmo indiavolato con Zosima Mag sempre in seconda posizione davanti a Zegua d'Amore. Poi all'esterno Zarras Italia in schiena Zenit del Duomo, il chilometro in 1,14,6, 14,7 la curva, sempre in vantaggio Zefiro Gual, Zenit del Duomo al largo, poi Zarras Italia riesce a uscire dalla corda, Zaro P, ma ora si trova la schiena poco produttiva di Zenit del Duomo di galoppo. Squalificato. Intanto Zefiro Guale sempre in vantaggio, che si trascina Zosima Mag, prova l'avanzata Zarras Italia che si trascina Zaro P. Ultimi 200 metri con in vantaggio sempre il Sauro di Antonio Greppi che cerca lo stacco, si lancia a centropista Zaro P, ma ormai è tardi. Zefiro Guale ha preso il tempo a tutti e viene a vincere Antonio Greppi, mentre per il secondo posto Zarras Italia e Zaro P terminano vicini. Zefiro Guali in percorso di testa viene a vincere questo centrale di oggi. Per la scuderia Cupolone, il training di Enrico Fiaschi, Antonio Greppi vince in bello stile dopo bello strappo a partire, ma conclude ancora bene. L'elegante Sauro da Alger Sol alla quota da controfavorito di 3,05.